C'è la seconda rata dell'IMU, l'aumento dell'addizionale IRPEF, la benzina che ha sfondato quota 2 euro al litro e il rincaro delle bollette di servizi come acqua o luce. La stangata d'autunno è servita. Il costo della vita aumenta e gli stipendi sono bloccati e quindi crisi dal punto di vista del lavoro, occupazionale, insomma, queste sono le prospettive. Siamo nelle mani di questa gente e speriamo che ci vedano chiaro, perché se si va avanti così proprio è da patatrac. Il Sole 24 Ore ha stimato il peso dei rincari autunnali e, come diceva qualcuno, se tutto va bene siamo rovinati. Un single che vive da solo vedrà il suo conto alleggerito di quasi 200 euro. Non va meglio ai pensionati, una coppia dovrà fare i conti con 280 euro di aumenti, mentre le loro pensioni restano ferme se non ritoccate a ribasso. I più tartassati sono però i genitori. Mamma e papà, con 2 figli, dovranno sborsare quasi 500 euro in più. Tra 10 giorni poi comincia la scuola con la pesante spesa di libri, quaderni e quant'altro. Una salassata che colpisce ancora una volta i più deboli e monta la rabbia. Non c'è in programma nessuna patrimoniale, quella che ci vorrebbe, insomma, abbassare l'IRPEF, diminuire l'accisa sulla benzina. Se non si chiede a una cittadina, chi dobbiamo chiedere? Ai cittadini, a quelli più su, non credo, no. Noi invece ormai ci abbiamo fatto il callo, è vero? Il governo è in mano alla finanza, lo lasciamo in mano alla finanza. La gente è stanca, demoralizzata, arrabbiata, è un mix di sentimenti di frustrazione rispetto a una situazione pesantissima dal punto di vista economico. Insomma, la situazione è ormai insostenibile, tanto che le associazioni di consumatori hanno organizzato per il prossimo 18 settembre una manifestazione a Roma, fuori dalle mura di Montecitorio. Per sollecitare interventi decisivi perché si assumano decisioni veramente efficaci per ridurre il costo della vita.